Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato il Vangelo della chiamata di Matteo. Matteo era un pubblicano, cioè un essatore delle imposte per conto dell'impero romano e per questo considerato pubblico peccatore. Ma Gesù lo chiama a seguirlo e a diventare suo discepolo. Matteo accetta e lo invita a cena a casa sua insieme con i discepoli. Allora sorge una discussione tra i farisei e i discepoli di Gesù per il fatto che questi condividono la mensa con i pubblicani e i peccatori. Ma tu non puoi andare a casa di questa gente, dicevano loro. Gesù infatti non li allontana, anzi frequenta le loro case e siede accanto a loro. Questo significa che anche loro possono diventare suoi discepoli. Ed è altrettanto vero che essere cristiani non ci rende impeccabili. Come il pubblicano Matteo, ognuno di noi si affida alla grazia del Signore nonostante i propri peccati. Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo peccato. Chiamando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo. Una volta ho sentito un detto bello: non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. È bello questo. Questo è quello che fa Gesù. Non c'è santo senza passato né peccatore senza futuro. Basta rispondere all'invito con il cuore umile e sincero. La Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino che seguono il Signore perché si riconoscono peccatori e bisognosi del suo perdono. La vita cristiana quindi è scuola di umiltà che ci apre alla grazia. Un tale comportamento non è compreso da chi ha la presunzione di credersi giusto e credersi migliori degli altri. Superbia e orgoglio non permettono di riconoscersi bisognosi di salvezza, anzi impediscono di vedere il volto misericordioso di Dio e di agire con misericordia. Sono un muro. La superbia e l'orgoglio sono un muro che impediscono il rapporto con Dio. Eppure la missione di Gesù è proprio questa: venire in cerca di ciascuno di noi per sanare le nostre ferite e chiamarci a seguirlo con amore. Lo dice chiaramente: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù si presenta come un buon medico e gli annuncia il regno di Dio e i segni della sua venuta sono evidenti. Egli risana dalle malattie, libera dalla paura, dalla morte e dal demonio. Innanzi a Gesù
Nessun peccatore va escluso, nessun peccatore va escluso, perché il potere risanante di Dio non conosce infermità che non possano essere curate. E questo ci deve dare fiducia e aprire il nostro cuore al Signore perché venga e ci risani. Chiamando i peccatori alla sua mensa, Egli li risana ristabilendoli in quella vocazione che essi credevano perduta e che i farisei hanno dimenticato, quella di invitati al banchetto di Dio. Secondo la profezia di Isaia, preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. E si dirà quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Così dice Isaia. Se i farisei vedono negli invitati solo dei peccatori e rifiutano di sedersi con loro, Gesù al contrario ricorda loro anche essi sono commensali di Dio. In questo modo sedere a tavola con Gesù significa essere da Lui trasformati e salvati. Nella comunità cristiana la mensa di Gesù è duplice. C'è la mensa della parola e c'è la mensa dell'Eucaristia. Sono questi i farmaci con cui il medico divino ci risana e ci nutre. Con il primo, la parola, egli si rivela e ci invita a un dialogo fra amici. Ma Gesù non aveva paura di dialogare con i peccatori, i pubblicani, le prostitute. No, lui non aveva paura, amava tutti. La sua parola penetra in noi e come un bisturi opera in profondità per liberarci dal male che si annida nella nostra vita. A volte questa parola è dolorosa perché incide sulle ipocrisie, smaschera le false scusanti, mette a nudo le verità nascoste, ma nello stesso tempo illumina e purifica, dà forza e speranza, è un ricostituente prezioso nel nostro cammino di fede. L'Eucaristia, da parte sua, ci nutre della stessa vita di Gesù e come un potentissimo rimedio, in modo misterioso, rinnova continuamente la grazia del nostro battesimo. Accostandoci all'Eucaristia, noi ci nutriamo del corpo e sangue di Gesù, eppure, venendo in noi, è Gesù che ci unisce al suo corpo. Concludendo quel dialogo con i farisei, Gesù ricorda loro una parola del profeta Osea. Andate e imparate che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio. Rivolgendosi al popolo di Israele, il profeta lo rimproverava perché le preghiere che innalzava erano parole vuote e incoerenti. Nonostante l'alleanza di Dio e la misericordia, il popolo viveva spesso con una religiosità di facciata, senza vivere in profondità il comando del Signore. Ecco perché il profeta insiste: misericordia io voglio, cioè la lealtà di un cuore che riconosce i propri peccati, che si ravvede e torna ad essere fedele all'alleanza con Dio. E non sacrificio. Senza un cuore pentito ogni azione religiosa è inefficace.
Gesù applica questa frase profetica anche alle relazioni umane. Quei farisei erano molto religiosi nella forma, ma non erano disposti a condividere la tavola con i pubblicani e i peccatori. Non riconoscevano la possibilità di un ravvedimento e perciò di una guarigione. Non mettevano al primo posto la misericordia, pur essendo fedeli custodi della legge, dimostravano di non conoscere il cuore di Dio. È come se a te ti regalassero un pacchetto dentro e c'è un dono e tu, invece di andare a cercare il dono, guardi soltanto la carta nel quale è incartato, soltanto le apparenze, le forme e il nocciolo della grazia, del dono che viene dato. Cari fratelli e sorelle, tutti noi siamo invitati alla mensa del Signore. Facciamo nostro l'invito a sederci accanto a Lui insieme ai Suoi discepoli. Impariamo a guardare con misericordia e a riconoscere in ognuno di loro un nostro commensale. Siamo tutti discepoli che hanno bisogno di sperimentare e vivere la parola consolatrice di Gesù. Abbiamo tutti bisogno di nutrirci della misericordia di Dio, perché è da questa fonte che scaturisce la nostra salvezza. Grazie.